Attraversando il Rio di Santa Fosca ci imbattiamo nel Ponte di Santa Fosca, un meno noto Ponte dei Pugni o Ponte della Guerra. Qui si scontravano due fazioni, i Nicolotti dal colore nero e i Castellani dal colore rosso. Qui avvenivano i loro scontri, potevano fare questi scontri solo fra settembre e dicembre. Erano ammessi tutti i colpi possibili pur di guadagnare spazio su questo ponte e riuscire a posizionare la propria bandiera alla sommità del ponte. Erano nominati due padrini che avrebbero fatto così da arbitri per questo scontro. Gli scontri potevano essere collettivi o individuali. Cosa interessante, non solo era facilissimo prenderle di santa ragione, ma non essendoci i parapetti era anche molto facile cadere in acqua.